Eccoci cari telespettatori, ben ritornati al nostro consueto quotidiano appuntamento con gli approfondimenti. E quest'oggi abbiamo il piacere di avere per la prima volta qui con noi in studio Gianni Bellomo, grazie di essere arrivato, che è direttore CDV, ovvero Centro di Documentazione e Inchiesta sulla Criminalità Organizzata in Veneto, nonché dell'associazione Laboratorio delle Inchieste Economico e Sociale. Allora, cogliamo l'occasione della sua presenza per approfondire un tema che è molto importante, estremamente anche delicato, ma è bene come sempre sensibilizzare le persone e far capire che esiste, è un problema che va affrontato e soprattutto vanno guardate certe realtà sempre con grande circospezione e attenzione. Infiltrazioni delle mafie, sappiamo che ormai sono pervasive in tutti gli ambiti economici produttivi che producono reddito, ma anche nell'ambito della gestione del personale. Quando c'è movimento di persone, di lavoratori di un certo tipo, si sono infiltrate. È una cosa che già avviene soprattutto originariamente nel sud Italia, dove c'era un certo tipo di manovalanza in certi ambiti imprenditoriali, e adesso da noi si sta diffondendo in modo importante. Allora, innanzitutto, prima di entrare nel merito specifico di questo studio che voi avete effettuato, quindi concreto, perché voi avete dato concretamente dei numeri, dei risultati, spieghiamo cos'è questo centro di documentazione di inchiesta sulla criminalità, direttore. Grazie intanto e buongiorno a tutti. Ma è un centro di ricerca indipendente che abbiamo messo in piedi, promosso appunto con questa associazione l'IES, perché ci rendiamo conto che sulla questione dell'insediamento mafioso in Veneto per molti anni se ne è parlato poco. C'era poca documentazione, ma per il motivo molto semplice che c'erano anche poche inchieste giudiziarie. E quando non ci sono molte inchieste giudiziarie o ce ne sono poche, manca proprio il materiale, perché ovviamente le mafie, essendo delle associazioni criminali, delle associazioni segrete, possono essere conosciute al 90% solo grazie alla mediazione della magistratura, cioè quando la magistratura fa emergere delle cose. Quindi se ne è parlato molto poco. Negli ultimi anni, come dire, se ne parla tanto, ma alle volte forse servirebbe un approccio più meditato. Perché abbiamo l'impressione che si debba guardare alle mafie proprio come un problema sociale, economico e politico, quale esso è, e non tanto come un fenomeno criminale estraneo alla società, perché non parliamo di bande di rapinatori che si pongono in termini di illegalità pura, parliamo molto spesso di veri e propri imprenditori che cercano nelle maglie della legge, quindi utilizzando la legge, non contro la legge, utilizzando e distorcendo le norme, di appunto fare affari, fare impresa. E la cosa più importante a nostro parere è che l'operatività delle mafie ha successo nel momento in cui incontra l'alleanza, la collusione dei soggetti del contesto, quindi veneti. Quindi in un qualche modo il successo delle mafie va visto come un problema dell'economia e della società veneta. Quindi le mafie... Quindi non più di importazione, di infiltrazione come si ragionava fino a ieri, ma di radicazione, e quindi diventa un problema tipico di questa realtà. Noi siamo in alcune zone della regione, perché anche bisogna non enfatizzare il messaggio. In alcuni territori noi stiamo di fronte a un insediamento. Che cosa vuol dire? Vuol dire che l'operatività mafiosa non si concentra solo sul settore economico, sull'investimento e il riciclaggio di denaro, ma in qualche modo è un vero e proprio stabilizzarsi all'interno della società e avere rapporti a tutto tondo, quindi anche di carattere sociale, politico, relazioni, e questo avviene in alcuni territori. La questione è che molto spesso viene imputato alle mafie, quindi ad altro da noi, tutti i fenomeni di illegalità, e si dice arrivano questi e rovinano l'economia e la società veneta.
Noi è molto tempo che cerchiamo di mettere in luce come in realtà le mafie hanno successo e possono operare proprio perché c'è una domanda di illegalità. Cioè, nel momento in cui è l'imprenditore autoctono che chiede dei servizi quali, ad esempio, la riscossione del credito, la possibilità di smaltire i rifiuti in un certo modo, la possibilità di avere manodopera a basso costo, eccetera, eccetera, che a questo punto anche le organizzazioni mafiose possono intervenire, possono offrire i loro servizi. Però quindi c'è parte al contrario, non è che come io vedo sempre all'inizio, un po' come mi hai anche spiegata, arriva questa malattia, questo nucleo malato tra virgolette che alletta o ricatta l'imprenditore portandolo verso altre strade, ma al contrario è l'imprenditore che sente l'esigenza di essere avvicinato e quindi dà la possibilità di attecchire, insomma, sostanzialmente l'elemento malato. Sì, poi non tutte le storie sono uguali, per carità. Noi abbiamo avuto... Però questo è un ribaltamento importante. Abbiamo avuto, e ci sono delle storie importanti di imprenditori vittime, ovviamente. Sì, queste per carità. Però occorre appunto, secondo noi è più fecondo, è più utile ribaltare lo sguardo e guardare dal punto di vista della società veneta il problema, perché che i mafiosi siano cattivi, che portino dei danni, che portino illegalità, che portino ingiustizia sociale, eccetera, eccetera, questo lo sappiamo, ma loro riescono ad operare solo all'interno di alcuni contesti dove già ci sono delle dinamiche di illegalità e di ricerca del guadagno facile e quant'altro. Quindi in qualche modo appunto bisogna ribaltare lo sguardo, perché molto spesso noi abbiamo proprio delle domande esplicite da parte del mondo imprenditoriale ma anche da parte del mondo politico, delle domande esplicite alle organizzazioni mafiose di servizi e alle volte da questi servizi ne vengono fuori in qualche modo soddisfatti, e questo è il problema che noi cerchiamo di sottolineare. Ecco, mi chiedete una cosa però, perché allora senza dubbio è una questione illegale eccetera, però è un po' come rifacendosi agli albori del sorgere delle mafie nel sud Italia, i cittadini, piccoli operatori ne trovavano protezione dall'esistenza della mafia in assenza dello Stato sostanzialmente, facilitazione nell'attuare certe procedure, nel fare certe attività, perché lo Stato comunque rendeva tutto più complicato eccetera. Ma quindi non vuol dire che questa anche qui una manifestazione carente dello Stato, non nel senso di tutela della giustizia per carità, ma carente nel fatto che non è intervenuto nel rendere più agevoli certe pratiche. Sappiamo che la burocrazia è praticamente una cosa allucinante che non consente di fare impresa, che la tassazione è un altro aspetto incredibile, demotivante addirittura per molti insormontabile. Lei parla della gestione dei rifiuti, io parlavo con degli piccoli imprenditori che dicevano che stanno operando correttamente, mi hanno raccontato quello che devono fare per la distinzione dei rifiuti, per questo, cioè rifiuti speciali, una roba anche qui che uno dice ma ti ci vuole un ufficio solo per occuparti di questo e costa tantissimo. Cioè, non è che c'è un problema, questo problema sta diventando pervasivo delle mafie proprio perché è lo Stato che rende impossibile la vita ai cittadini, agli imprenditori, a chi vuole fare impresa nel territorio. Può essere anche questo, quindi deve vedere il problema per risolverlo, nell'agire in modo importante per aiutare i cittadini, o no? Beh, teniamo presente che non è una soluzione che possa essere sostenibile e tollerabile a livello sociale, perché se una persona trova la via di fuga, ad esempio, un fenomeno abbastanza importante, quale quello della riscossione dei crediti. Allora, se una persona ha un credito e va per le vie legali, ci può mettere del tempo, però le vie legali assicurano anche un'equità, certo. Nel senso che a quel punto ci può essere la procedura fallimentare, si può vedere quali sono le priorità di dove deve andare appunto il capitale del debitore e chi ne ha diritto per primo, in che misura, eccetera, eccetera. Chi sceglie la via più sbrigativa si impossessa di tutto, no? Certo, e si impossessa di tutto. Ci arriva l'aberrazione. E si arriva all'aberrazione, e voglio dire, lascia a bocca asciutta chi invece aspettava giustamente la via legale e quindi crea una distorsione che non è tollerabile. Le regole
in qualche modo, se sono difficoltose e inefficienti, vanno cambiate. Questa è una risposta assolutamente non equa e insostenibile dal punto di vista sociale. No, ma questo è ovvio. Dicevo soltanto proprio per evitare che molte più persone, molti più imprenditori incappino in questo, che poi diventa appunto un cappio, perché entrare in questi meccanismi poi è estremamente rischioso, pericoloso e senza via d'uscita. Facilitare anche le attività imprenditoriali, le attività che qualsiasi cittadino può intraprendere nel territorio. Vero è anche che gli italiani sono un popolo un po' strano, perché riescono a inventarsi cose pur di frodare la legge, hanno una tendenza un po' particolare, quindi questo senza dubbio. Voi quindi avete notato che questo fenomeno sta diventando sempre più del territorio, giusto? Quindi, sì. O che ci sono anche infiltrazioni da altre realtà? Dunque, allora, è un fenomeno intanto sempre più emerge, perché c'è un'azione di contrasto della magistratura. Questo è importante. Questo lo vediamo da una decina d'anni e negli ultimi anni un'accelerazione di tutto questo. È un fenomeno che in realtà data almeno dagli anni 70, se non prima. Quindi non è un fenomeno nuovo. È un fenomeno che sta venendo alla luce, di cui ci si può cominciare a rendere conto anche delle dimensioni, anche se ovviamente c'è sempre una cifra oscura di quello che non sappiamo perché non sta ancora emergendo, eccetera, eccetera. Comunque, e soprattutto sta diventando un tema di cui ad esempio stiamo discutendo io e lei adesso in trasmissione, così come in altre molte occasioni in giro per il Veneto capita di discutere, e questo 10 anni fa non avveniva, e questo comunque è molto importante. Non è tanto né un fenomeno prettamente autoctono né un fenomeno esterno, è in un qualche modo l'incontro tra una domanda e un'offerta, mi verrebbe da dire in termini molto semplicistici, e questo appunto accade nel mondo dell'economia così come è accaduto anche nel mondo della politica. Ricordiamoci che noi abbiamo avuto un ex sindaco, vice sindaco, che è stato condannato per reati di mafia in un paesino del Veneto, ed è stato un campanello d'allarme, come dire, molto significativo di come ci sia un'operatività delle organizzazioni criminali anche a livello politico. D'altra parte questa è una caratteristica importante e una caratteristica propria delle mafie. Ecco, lo interrompo solo un attimo perché l'aspetto della politica, della collusione in qualche modo della politica, che poi è l'elemento che può dare la forza anche ad agire, è molto importante, significativo. Voglio approfondirlo con lei con un po' di tempo a disposizione, quindi pubblicità e poi torniamo insieme.